Nei giorni del Festival Gioie Musicali torniamo anche quest'anno nel Foresto Vecchio di Asolo, in quell'austero palazzetto che fu per una cinquantina d'anni la casa del compositore veneziano Gianfrancesco Malipiero. Music Drama ci torna ormai da qualche anno grazie alla Fondazione Centro Musicale Malipiero che custodisce la memoria del maestro e anche questa casa museo che in realtà è raramente aperta al pubblico e nella quale abbiamo il privilegio di accedere, e lo facciamo sia per ribadire la necessità di poterla condividere con tutti i tanti estimatori del compositore, sia per incontrare amici musicisti, proprio come faceva lui che qui ospitò i grandi del Novecento come Stravinsky, Schoenberg, Poulenc, Luigi Nono. E oggi, tra le piccole stanze inondate di sole, immerse in una moltitudine di libri e di oggetti che il maestro amava collezionare con la sua insaziabile curiosità e fantasia, oggi incontriamo, lo possiamo dire, un grande del XXI secolo, Giovanni Antonini. Ed è davvero un piacere essere qui con Giovanni Antonini che è a Gioie Musicali non solamente come musicista, come direttore, ma anche come premiato della terza edizione del premio Gioie Musicali. E quindi abbiamo un sacco di cose da raccontarci, maestro. Ma diciamo che io nasco col flauto dolce, allora può essere un po' strano perché il flauto dolce in genere si associa al cosiddetto flauto delle medie, A cose brutte. ai tormenti del flauto dolce, eccetera. In realtà il flauto dolce è uno strumento che ha delle origini antichissime, ha un repertorio di musica medievale, rinascimentale e barocca. E io da ragazzo sono stato, come dire, catturato dal fascino di questo strumento, in particolare io ascoltavo moltissimo le registrazioni di Frans Bruggen, che è stato un flautista olandese, che è stato un po' quello che ha reinventato il flauto dolce come strumento d'arte. E quindi la mia storia musicale nasce essenzialmente verso poi abbastanza tardi, verso i 12 anni, 11 anni. Direi al passaggio tra i miei del liceo, in quegli anni a Milano alla scuola civica c'erano dei corsi pionieristici di musica antica, c'erano delle classi di viola gamba, di clavicembalo e di flauto dolce. Allora io ho iniziato lì, mi sono subito appassionato, ero abbastanza bravo, veloce, insomma è stata la prima vera passione artistica della mia vita. Io suonavo tutto il giorno, andavo a sentire lezioni, proprio una... Perché diciamo la parte questa deriva delle medie, no? Come io si poi dice? in realtà non lo suonavo il flauto dolce, però è per dire che è uno strumento che in realtà si dice uno strumento facile, uno strumento stupido, eccetera, eccetera. Può essere, ma in realtà è uno strumento molto serio da un altro punto di vista. Poi insomma ho fatto il diploma in scuola civica, sono anche andavo contemporaneamente a studiare a Ginevra, c'era un centro di musica antica, e poi intorno ai 20 anni abbiamo fondato con due colleghi, Lorenzo Ghemi, Paolo Beschi, l'armonico, e da lì inizia questa storia di un gruppo che appunto inizia intorno all'85. In realtà era una formazione di flauto dolce e basso continuo, a cui poi si è aggiunto un paio d'anni dopo Luca Pianca alla tiorba, e poi c'è stato il primo progetto più, diciamo, anche di risonanza, che è stato quello dei concerti da camera di Vivaldi, cioè i concerti vengono chiamati concerti senza orchestra, perché sono per flauto, oboe, violino, fagotto e basso continuo, quindi un gruppo di solisti che è allo stesso tempo solista, ma anche che costituisce la parte del tutti. Quello è stato un progetto molto fortunato, perché è stato il primo progetto discografico in cui si è presentata una nuova, come dire, visione, una visione diversa della musica barocca di Vivaldi, sia diversa da quella che era la grande tradizione, per esempio, dei musici, che ascoltavo tantissimo da ragazzo, ma anche da quell'onda degli strumenti antichi che da tempo era già nata in Olanda, in Germania, c'erano gruppi, Saval, per esempio, oppure musica antica Köln, Kuiken, Gustav Leonard, Franz Brugger, Arno Kur, che è stato un grande modello, ma già in questi altri paesi questo approccio era già iniziato. Da noi è iniziato un po' più tardi. Noi facciamo parte in fondo di questa prima onda a quell'epoca giovani,
che erano appassionati da quel modo di far musica, che però hanno trovato una strada un po' diversa, un approccio, veniva chiamato un approccio un po' più italiano. In realtà c'erano degli elementi, per esempio un approccio più drammatico, più ricco di contrasti, in cui l'articolazione strumentale, un grosso lavoro che noi abbiamo fatto con Genio Armonico, era una componente che differenziava sia dai gruppi nordici ma anche dagli strumenti moderni. Quindi si era creato quello che, come si dice oggi, un sound piuttosto differente, piuttosto riconoscibile. E da lì insomma è iniziata un po' la storia, diciamo, quindi la seconda metà degli anni 80, nell'89 abbiamo fatto questi concerti da camera, poi è arrivato un contratto importante con la Feldek, una che a quell'epoca era una major delle case discografiche, su suggerimento di Arnon Kur, che ci apprezzava, aveva suggerito appunto alla Feldek Classic di prendere questo nuovo gruppo italiano, insomma, e da lì è iniziata le 4 stagioni, i concerti brandeburghesi, insomma, è andata in crescendo anche in termini di grandezza, di organico, anche se poi negli anni noi ci siamo sempre esibiti sia con gruppi di 6-8 e sia con gruppi più grandi fino a 30 o 35, quindi c'è sempre stata questa flessibilità. E da lì in poi, insomma, a partire dagli anni 90 io ho anche cominciato a dirigere il gruppo, c'era stato un primo progetto, c'era stato richiesto di concerti di Natale barocchi, il classico disco Corelli, Manfredini, allora ho detto ma proviamo, insomma, diciamo che quello che so fare come direttore l'ho imparato veramente sul campo. Io poi alla fine dico sempre che la mia scuola è stata, come per tutti noi che ne facevamo parte, è stato il giardino armonico, anche perché a quell'epoca noi facevamo tantissime prove, provavamo 4-5 giorni per un programma, era veramente un lavoro che puntava sia a sviluppare questo linguaggio molto peculiare, ma sia anche a innalzare il livello tecnico, quindi grande lavoro sull'intonazione, i temperamenti, veramente passavamo giornate intere a disquisire su un bemolle un po' più alto, e tutto questo insomma è stato estremamente formativo, credo, per tutti gli elementi del genere armonico, di quali alcuni ci sono ancora oggi e altri hanno poi preso altre strade, ma è rimasto, credo, in tutti quelli che hanno iniziato con il gruppo questa specie di imprinting che puntava a una grande qualità e un grande impegno di ricerca. Direi non solo, perché voi siete stati un esempio per questa prassi che in Italia appunto all'epoca si importava, e magari anche con qualche, diciamo, con qualche fanatismo di troppo, dal quale voi siete sempre stati abbastanza alieni, tenendo una linea molto rigorosa, ma senza esagerare. Ecco, io mi ricordo i dibattiti degli anni 90 sulla prassi barocca, erano che le questioni di lana caprina sembravano da dilettanti. Voi invece avete sempre tenuto una linea molto rigorosa, ma anche molto, molto dinamica, anche solamente ad esempio appunto la formazione variabile come numericamente, con i raddoppi, eccetera. Siete sempre stati abbastanza aperti anche ad una prassi che risente di una contemporaneità. Assolutamente, cioè cercavamo di divertirci principalmente, cioè pensando al fatto che certo la filologia, che poi è una parola molto abusata, perché insomma la filologia nasce principalmente da un fatto testuale, insomma la filologia nasce nel 400, quando si vengono riscoperti i testi, quindi prima di tutto nel campo letterario, quindi ristabilire quello che era il testo più vicino alle intenzioni dell'autore. Questo poi è nata molto più tardi la filologia musicale in campo testuale, quindi ristabilire una partitura del passato, non so, di Handel o di Monteverdi, eccetera, il più possibile vicina a quelle che erano le intenzioni dell'autore, cosa peraltro difficile poi quando ci sono autori che per esempio cambiano idea, ci sono diverse versioni, però insomma è nata essenzialmente nell'Ottocento questa disciplina in Germania, insomma. E poi la disciplina, la filologia in quanto disciplina dell'esecuzione musicale, che è nata molto più tardi e che è molto più aleatoria è molto più aleatorio come argomento, anche perché noi per essere sicuri dovremmo avere una registrazione di Vivaldi o di Bach o di come si cantava all'Eco di Monteverdi. Da qualcosa però non rende inutile lo studio, lo rende però forse ancora più affascinante, perché si parte da delle informazioni e le informazioni non sono mai abbastanza, non è che conoscere, a volte si pensa che conoscere troppo è un impedimento alla fantasia, questo non è vero. In realtà le informazioni che si possono raccogliere sono tantissime, l'unica che manca è la registrazione, quindi sentire. Però tutto questo può essere di estremo, come dire, impulso per far lavorare la propria fantasia e pensare che in fondo i grandi del passato, certo, sono stati grandi ma sono morti, non esistono più in quanto
entità fisiche, forse spirituali, perché la loro musica rimane, ma noi siamo vivi oggi, abbiamo una fisicità, abbiamo delle mani, delle braccia, e quindi in qualche modo il nostro lavoro anche in Giardino Monaco era molto in relazione al gesto fisico di quel momento, cioè come tiro l'arco e che appagamento ne ho, anche piacere ne ho, perché poi alla fine lo scopo della musica dovrebbe essere il piacere, non avere la soddisfazione di dire sono nel giusto, sono nello sbagliato, perché anche questo è un campo molto aleatorio, il giusto e lo sbagliato. Se no molte interpretazioni, anzi forse la maggior parte delle interpretazioni del passato che possiamo ascoltare, che oggi ci suonano magari impensabili, sarebbero sbagliate, erano giuste a quell'epoca. Quindi chi ha la pretesa in fondo di trovare la verità perché è estremamente informato, insomma, fa un po' sorridere, buon per lui se pensa di averla trovata. Noi quindi abbiamo sempre combinato questo, innanzitutto l'uso degli strumenti antichi o di copie, quindi flauto dolce, l'oboe barocco, la ricerca che avevamo fatto sulle corde di budello, no? Perché all'epoca per esempio siamo stati tra i primi a utilizzare delle corde di budello più grosse, mentre in Olanda prima si utilizzavano delle corde molto sottili, e poi si è scoperto che era antistorico questo. In realtà poi la ricerca sulla ricostruzione delle corde settecentesche ha dimostrato che le corde erano molto più spesse, quindi c'era un tipo di resistenza, però anche lì magari in Olanda pensavano di essere i chirurgi, ma è giusto così, erano passi di un percorso generale anche di cambio di gusto nell'ascoltare la musica del passato. In questo dibattito che è sempre affievolito, si è affievolito perché tutte le cose perdono un po' la loro pregnanza, oppure perché siamo arrivati a pensare che esiste un giusto, oppure siamo arrivati ad accettare che non esista un giusto? Ci sono diversi elementi. Anzitutto non si può generalizzare, perché c'è comunque uno zoccolo duro di ricercatori che hanno anche un po' molto interessante, ma anche con un fondo un po' moralista. Cioè dire, noi siamo quelli che ci atteniamo e quando non si sa come si fa, non facciamo. E quindi c'è una specie di assenza nella paura di esagerare o di fare qualcosa di sbagliato. La necessità di incominciare a lavorare, no? Questa necessità, devo dire, quando avevo 20 anni non ce l'avevo. Ricordo delle grandi perdite di tempo in senso positivo, nel senso che il perdere tempo a volte e spesso è interessante per far maturare delle idee. E poi c'è un altro elemento, la cosiddetta musica antica è entrata in un sistema. Cioè, è come sempre, quando una cosa nasce come rivoluzionaria, molto spesso accade che viene assorbita dal sistema. La musica barocca all'inizio è nata come una cosa in opposizione, quindi una volta c'erano le orchestre sinfoniche, c'era Karajan, e poi il resto. E poi è nato questo movimento, in fondo, una specie di Davide e Golia, no? E qui andiamo di più proprio al cuore della relazione che stiamo stabilendo tra lei e Gioie Musicali, anche perché la musica barocca ha scoperto una sua vena, diciamo, se così si può dire, dirò davanti a lei, un po' me ne vergogno, insomma, ma anche formativa, essendo una musica, diciamo, facile, come lei ricordava all'inizio, da avvicinare, difficilissima come tutte le cose da approfondire, ma che forse ha invogliato molte persone. Credo che quello che può affascinare un giovane e dire, vabbè, questo è per esempio un adagio semplice, 10 note, però in realtà quell'adagio presuppone un'ornamentazione. E allora, ma quale ornamentazione? Come la faccio? Devi studiare. E un'ornamentazione ha decine di possibilità differenti, quindi tu parti da uno scheletro, se vuoi, non sempre, ma di estrema semplicità, ma poi quello può diventare di estrema complessità, ed è un po' come guardarsi allo specchio, dire, vedere, aspetta, sei solo, sei nudo davanti, ed sei tu, esecutore, che devi ricreare, far rivivere quella musica in cui sulla carta mancano moltissime informazioni. Più si va avanti nell'Ottocento e nel Novecento, più il compositore mette informazioni. Oggi apriamo una partitura contemporanea e a volte su 4 note ci sono 6 indicazioni, no? Tale è la necessità del compositore di indicare come vuole che sia eseguita, ma questo dipende dal fatto anche che non c'è più una prassi condivisa, il compositore ha il suo mondo che è magari diverso dall'altro compositore, quindi necessita di dare delle informazioni. Allora il fatto di poter ricreare, di poter usare l'immaginazione e il fatto poi di utilizzare degli strumenti che indubbiamente hanno un fascino,
C'è uno strumento come la viola da gamma, uno strumento come l'oboe barocco, il fagotto barocco, strumenti, se vogliamo, tra virgolette, imperfetti da un punto di vista tecnico, che poi hanno avuto un'evoluzione tecnica, insomma hanno guadagnato in potenza sonora, la possibilità di suonare scale cromatiche più facilmente, ma insomma comunque hanno un fascino, io lo chiamerei un fascino più umano, che sono più vicini, sono strumenti meno perfetti come potrebbe essere un fagotto moderno, che è una macchina perfetta, ma ha raggiunto, però forse appunto questa perfezione a volte ci annoia un po', e forse suonare uno strumento antico va a toccare delle corde antiche in noi. Una bellissima riflessione questa. Sì, secondo me sì, perché e io stesso, devo dire, io amo gli strumenti antichi. Cioè, io faccio spesso, dirigo spesso orchestre moderne, ci sono strumentisti straordinari, però se devo dire la mia preferenza tra un oboe moderno, un flauto moderno, e oggi sono dei virtuosi incredibili nelle orchestre, però io amo comunque di più il suono di un oboe barocco, di un flauto traversiere o di un fagotto antico. Insomma, quell'imperfezione che rende umano il suono. Esatto, non so, quel comma di meno che ti dà l'idea che non sia una macchina. Meno, quel fatto che tu devi uno strumento antico o una coppia, devi curarla molto di più. Già solo uno strumento montato in budello, beh, insomma, tenerlo accordato, non è che tu monti le corde, arrivederci, devi tenerlo accordato, devi curarlo, devi capire se la corda è giusta, c'è tutta una serie di manutenzioni che stabiliscono, credo, un rapporto molto più stretto tra la persona e l'oggetto, e forse viceversa. Trovo che oggi abbiamo in fondo la fortuna di vivere in un'epoca incredibile, in cui abbiamo una visione che mai nella storia c'è stata, simultanea dei mezzi del passato, che è anche un po' ubriacante certe volte, cioè a volte siamo sovrastati dalle informazioni che riceviamo, anche solo il musicista apre YouTube, e questo in fondo, rispetto anche alla nostra generazione, può essere un impedimento, perché noi in fondo, anche noi avevamo i nostri modelli, però in fondo noi prendevamo il nostro LP, lo mettevi su, ascoltavi, finisce dopo 25 minuti, l'informazione c'era, però fino a un certo punto, e dopo dovevi lavorarci tu. Oggi, chi lavora oggi è travolto dalle informazioni, e chi è travolto dalle informazioni comincia a essere un po' pigro. Si rischia di copiare invece che di studiare. Ma si parte sempre un po' dal copiare, sì, ma poi quello che è importante è il salto. Tutti noi abbiamo un passato, siamo legati a chi c'era prima, apprendiamo, ci evolviamo, facciamo meglio, facciamo peggio, facciamo un'altra cosa, eccetera. Oggi è molto più difficile, e devo dire che anche il giardino armonico, anche noi siamo diventati un modello, purtroppo, in un certo senso, io direi. Noi siamo molto contenti di avere un modello come sì, però io vorrei a volte sentire qualcosa che si stacca ancora di più da quello, no? Noi siamo quelli che abbiamo fatto facciamo tante dinamiche, il furioso, gli estremi, eccetera, eccetera. È difficile oggi, e in fondo anche perché oggi inizia gli strumenti antichi è ancora più difficile, e si è un po' pigri perché c'è una scuola. Mentre una volta lei immagini negli anni 60, l'altro giorno ascoltavo un disco di Arnon Q degli anni 60, e c'era l'oboista che Arnon Q gli aveva dato, tieni, suona questo, e quello ha detto, ma questa gente si era dovuta inventare un modo. Noi siamo arrivati dopo, seconda o terza generazione, avevamo già un lavoro fatto, però ancora c'era da fare, da inventare. E soprattutto non lo trovavate accendendo Google, cioè dovevate cercarlo, esatto, proprio. perché non c'era il computer, non c'era. Oggi è tutto abbastanza codificato, allora sarebbe bello che i giovani dicessero, va bene, abbiamo i maestri, eccetera, ma proviamo a rileggere i testi antichi, proviamo a reinventarci qualcosa che si possa differenziare un po' di più. Oltre al fatto di raccomandare di andare ai concerti, che mi sembra la cosa principale, quale può essere una strada così da percorrere per meglio condividere, soprattutto con i giovani che sono sempre il nostro focus principale, questa pratica di apprendimento, chiamiamola di formazione? Io direi che la curiosità, perché non riguarda solo la curiosità musicale, ma riguarda tutti gli altri aspetti della vita, cioè si possono se uno è interessato a un periodo storico, che può essere il 700, l'Ottocento, anche il Novecento, è molto importante cercare di capire cosa aveva in testa questa gente, come pensava la musica. Quindi leggere anche un diario, una cronaca, non solo il trattato, che ti dice il Quanz, che ti dice così, sì, vabbè, ma il Quanz dice una cosa, ma il Quanz è il suo punto di vista, non è che quello che dice Quanz legge, confrontare, dire, e poi sperimentare,
E poi in fondo anche quando si suona a registrarsi, dire bene, questo è piano, ma è veramente piano, suonare il piano è una delle cose più difficili, no? Avere un interesse estremamente ampio e come dire, dividere il proprio approccio in due parti. Uno è il principio dell'efficienza. Oggi noi siamo ossessionati dall'efficienza. Tu devi studiare, devi fare il tuo esame, devi prendere il voto, il tuo diploma, il triennio, il biennio. Non so assolutamente niente queste storie di... non l'ho ancora capito nemmeno io. Okay. Bienni, triennio, non lo so. Va bene, questo è importante, quindi dover render conto, cioè, ma poi far funzionare la fantasia, ma farla funzionare da subito, perché dopo è troppo tardi. E nelle scuole spesso si dice adesso prima impara le note, e poi dopo, no, poi dopo spesso quel click non avviene. Secondo me la fantasia, che è una capacità che noi da bambini abbiamo estremamente sviluppata e che poi in qualche modo molto spesso la scuola inibisce, e la scuola è necessaria, per carità, ma forse è chiaro che la prestazione è importante, sai fare una scala, sai scrivere bene, ok, va bene, questo, ma poi soprattutto quando si parla di materie umanistiche, e mettiamo la musica, insomma il fine qual è di queste materie? È il piacere, è capire il mondo, leggerlo, la poesia, cioè trovare un senso poetico in quello che fai. Non credo che nei conservatori si parli molto di poesia nella musica in generale. Io credo molto più nelle persone, nel singolo insegnante, credo un po' meno nell'istituzione. Tornando ai nostri esordi col giardino, noi abbiamo veramente questo doppio binario. Uno era quello tecnico, quell'accordo non è intonato, stiamo qui un'ora finché non è intonato, e poi cercare di dare una visione musicale diversa. Quindi le due cose devono andare insieme. Insomma, bisogna essere realisti. Quello che stiamo facendo è interessante? Sì, no. È intonato? Sì, no. Ok, se è no o è ni, cosa possiamo fare? Ecco, ma io direi la frase lì, proviamo, il risultato si è ottenuto? No. Rifacciamo, risentiamoci. E questo è estremamente importante per lo spirito e per un acuirsi della sensibilità. Non è intonato se tu lo ascolti, oppure puoi dire sono tutti intonati. Dipende il punto di vista. Questo sul piano del tecnico. E sul piano dell'espressione, quello che è suonato, se è riuscito, noi facciamo musica classica, quindi la musica classica ha una forma, soprattutto fino alla fine dell'Ottocento, molto chiara, molto stabilita. E siamo riusciti ad arrivare all'ultima nota, in fondo tenendo in equilibrio tutti gli elementi, che sono a volte degli elementi di tensione, di distensione, di climax, ecco, tu arrivi all'ultima nota e dici, bene, è finito quando doveva finire. E questo non l'hai pensato 10 minuti prima, dici, ma quando finisce questo pezzo? Questo per me è un parametro molto importante, che non vuol dire che bisogna avere sempre un'iperattività, ma è una coscienza di come è costruito un pezzo, e soprattutto se chi ti ha ascoltato dice mi è piaciuto, il momento della noia può essere importante, cioè per esempio Haydn è un compositore che utilizza molto dei momenti di stasi, perché poi prepara, erano molto dei grandi strateghi i compositori antichi, questo anche nelle opere del Settecento, ci sono dei momenti in cui l'inizio non è mai scoppiettante, e poi c'è una specie di accelerazione, ma è una conoscenza della psicologia anche umana del pubblico, e del pubblico, e credo che l'esecutore dovrebbe essere oggi un po' più conscio di come giocarsi gli elementi, molto simile a quello che fa un attore. Cioè l'attore o uno che fa un monologo, per esempio, ci sono attori straordinari che tu stai lì a ascoltare 2 ore e alla fine ti sembra che quelle 2 ore siano volate, no? Ma non solo per quello che dice, ma per come lo dice. E siccome noi ci occupiamo di come dirle, perché noi la musica è scritta, credo che questo confronto con l'idea dell'attore sia molto importante, ma gli attori sono molto più perfezionisti dei musicisti, cioè lavorano su una parola, una frase, il tono, l'intonazione, la prosodia cosiddetta, lavorano molto di più di noi musicisti su queste cose. Ma insomma è il fatto di fare una cosa, eseguire una cosa, può essere dire una cosa su una cosa, con la massima naturalezza, anche se quella naturalezza è frutto di 20 anni di lavoro, no? E quando tu raggiungi questo spirito, insomma, forse hai raggiunto qualcosa nella tua storia di intento. Il signore che abitava qui, il maestro Gianfrancesco Malipiero,
che ad esempio è uno che ha spinto molto avanti le soglie della musica del Novecento con tutta la sua generazione, come sappiamo, è uno che invece è tornato anche molto indietro, guardando soprattutto a Vivaldi e alle revisioni che lui ha fatto, che credo siano le cose di Malipiero che forse lei conosce meglio, stante la prassi Certo, che frequenta. Quando è iniziata la famosa edizione di Vivaldi, di cui tra l'altro ho la prima edizione numerata, mi è stata regalata qualche anno fa, e da lì che insomma il nome di Malipiero spesso non è stato l'unico curatore, c'era anche Frikian per esempio, Sì. ma insomma molti volumi, forse la maggior parte li ha curati Malipiero, quindi, ma non solo, anche le opere di Monteverdi, io ricordo l'Orfeo, ho le tra l'altro edizioni in fondo ancora oggi valide, forse non era affrontato con i principi filologici odierni, però estremamente corrette, piuttosto fedeli all'originale. Quindi sì, tanto sia la prima volta che io sono qua, è estremamente severa questa casa, fa quasi un po' paura, è la prima volta che vengo ad Asolo e ahimè, no, si è perso qualcosa. Per me assolutamente sì, e quindi c'è il mio legame con Malipiero è essenzialmente quello, un compositore importante, e forse noi insomma viviamo in un paese in cui la presenza del passato è tangibile a ogni passo che facciamo, e quindi credo questa caratteristica di questi compositori progressisti del Novecento italiani, che però guardavano in questo caso al Settecento, al Seicento, c'era questo legame molto forte con la storia, quindi credo comprensibile proprio per il paese in cui viviamo. Quindi anche se diciamo non ha forse frequentato molto la musica di Malipiero, in realtà il Malipiero musicista le è molto affine. Ecco. Affine perché insomma questa passione evidentemente per il momento del dopoguerra, della riscoperta di Vivaldi, che prima era assolutamente quasi totalmente sconosciuto, beh insomma lo dobbiamo anche in grande parte a Malipiero. E un'ultima cosa, lei appunto prima volta che viene ad Asolo viene a ritirare un premio per quello che ha dato alla formazione, alla musica che parla, come lei ama dire, nel far parlare la musica soprattutto nei confronti dei giovani. Poche parole, perché li abbiamo già nominati spesso, i giovani e il loro approccio alla musica soprattutto antica, ma che cosa si sente di dire ad un giovane che viene dal maestro? Mi indichi come posso diventare migliore. Come musicista, ovviamente. Non direi mai a qualcuno come diventare migliore. Ma come si studia, come la curiosità, prima diceva che è fondamentale. Beh, direi la curiosità e non fermarsi mai davanti a un risultato raggiunto e avere in fondo a preservare una sorta di idealismo, cioè un inseguire qualche cosa che in realtà non si riesce mai a catturare, a prendere tra le mani, ma che sfugge, no? E a volte non è difficile perché insomma i musicisti a volte sono anche costretti in un certo senso a suonare in situazioni adesso non vorrei dire una cosa, ma io spesso sento dire questa parola che detesto in campo musicale in generale, ma in campo musicale, la marchetta musicale, no? Perché ho sentito negli anni dire quasi a volte con un senso di orgoglio, no? Vado a fare quella marchetta, dico vabbè, vai a fare quella marchetta, che significa vai a fare mezza prova e ti prendi i tuoi 300 euro, ecco. Benissimo, io non è assolutamente una condanna eccetera, però devo dire che questo modo di fare musica ti tira giù anche il tuo livello, cioè ti sembra che tu rimani non vieni toccato da un modo di fare musica che è un po' cinico, anche dire sì, facciamo, siamo bravi, suoniamo insieme, poi sì, il concerto viene eccetera, ma in realtà non rimane assolutamente nulla. Non è una condanna, perché bisogna anche dire che in Italia la situazione dei musicisti anche economica, trovare un lavoro, insomma, la nostra attività musicale al di fuori dell'orchestra, insomma, è un po' disastroso, no? Tutto quello, la musica da camera, cioè, quindi e questo io trovo che in futuro debba cambiare, insomma, e può cambiare solo se la musica in qualche modo torna un po' più al centro della nostra società. Questo è il problema, c'è anche una grande ignoranza musicale. Che fa sì che il livellamento verso il basso dell'offerta, ma che anche il pubblico appunto anche il pubblico esatto. si disaffeziona, non sa più distinguere. Io ho sempre creduto nella qualità, cioè anche quando noi eravamo più giovani, si andava a fare un concertino in un posto di provincia, noi facevamo le stesse prove che andare a suonare a Berlino. Non ho mai avuto questa
E in qualche modo, per quanto riguarda il mio caso, questo ha pagato. Ho cercato sempre di non abbassare mai la guardia, anche se a volte può succedere, perché la routine è dietro l'angolo per tutti, esiste sempre una componente di routine, la stanchezza, i fatti umani, quello che ti succede nella vita, non è che possiamo essere sempre perfetti, però avere questa stella da inseguire, se c'è, perché non è detto che se sei giovane per forza ce l'hai, però sai, questa stella è qualcosa che ti appassiona e inseguila e non dare retta troppo a chi ti dice andiamo a fare la prossima marchetta. Sicuramente non è la marchetta la stella, però a volte la marchetta porta fuori dalla strada per aspera, quindi, come si dice. Riuscire ad avere quella, se vuoi, quella che per forza l'attività che a volte bisogna di guadagnare, se poi certo. A un certo punto un ragazzo manca a vivere da solo, bisogna pagare l'affitto e cose sacrosante, però di avere una parte della tua attività che non viene toccata, intatta, un po' sacra, e nella quale tu ti metti in relazione con altre persone che hanno la tua stessa idea di inseguire qualcosa. Poi ovviamente più si è in un gruppo più è difficile, poi entra il fatto sociale. Quanti gruppi si mettono insieme, poi litigano, esplorano. Io nella mia vita ho anche fatto fatica a tenere insieme un gruppo. Infatti voi siete longevissimi rispetto le persone sono cambiate, sì. Sono state anche grandi crisi. Però il progetto è rimasto. Il progetto rimane e va avanti. In fondo noi adesso abbiamo questo progetto di Haydn, in fondo è una continuità col progetto che è partito 35 anni fa, Vivaldi, Bach, la musica del 600, adesso facciamo musica 600 e 500, questo Haydn, ma è una strada che continua e in qualche modo mi sembra di migliorare. Ovviamente più avanti, più miglioramenti, sono dei passi millimetrici, ma la musica si fa sui dettagli. Cioè nel momento che tu raggiungi un livello buono, chiamiamolo, gli step buono, eccellente, non so, supremo, sono gli step più difficili da raggiungere e sono estremamente piccoli. E sono quelli su cui devi romperti il naso. Ed è lì che si rischia di perdere appunto la mira, no? La mira, e anche bisogna dire, se poi, e qui torniamo al nostro paese, che non è certo un paese facile per la musica, se però poi tu studi, eccetera, ma non hai le opportunità, può darsi che ti stanchi e poi perdi la... Allora lì subentra anche un fatto di opportunità, di fortuna alle volte, di trovarsi nel momento giusto, al posto giusto. In fondo io ritengo che sono al di là forse delle qualità che posso avere, ma ritengo anche di aver incontrato le persone giuste e nel momento giusto, che era un momento, la musica barocca. Anche per esempio quando noi abbiamo iniziato il CD era una novità, quindi la possibilità di incidere un CD negli anni 80 era una cosa speciale. Oggi fare un CD non si fanno più, ormai è finito, ma da tanti anni è diventata una cosa assolutamente normale. Allora sono anche stato fortunato in quel senso, questo bisogna dire. Diciamo che mai come dopo tutto quello che ha detto la fortuna aiuta gli audaci, anche un po' i testardi. Tu cerchi forse la fortuna giusta, la fortuna aiuta gli audaci, sì. Però bisogna cercare. Secondo me sì. Come diceva già il nostro Frescobaldi, comunque, giusto per tornare lì, perché poi ricercare vale sempre. Maestro, andrei avanti veramente delle ore perché lei è infinito nella sua esperienza, ma noi adesso la ringraziamo di essere stato con noi, la ringraziamo di aver accettato di essere ad Asolo, orgogliosi che per la prima volta è venuto per il Festival Gioie Musicali, che è venuto per, tra l'altro, dirigere un insieme di ragazzi splendidi, penso che anche lei li trovi così, e ne siamo molto orgogliosi, felici di premiarla per tutta la gioia, visto che appunto abbiamo tanto parlato della felicità che ci deve dare, noi ci chiamiamo Gioie e un perché c'è. Grazie, per me è un grandissimo onore, devo dire, un grandissimo piacere, veramente. Grazie.